per la Capicum Volano Volley. Ancora al servizio Giulia De Monti con il numero 8. Non avevo collegato il microfono e non si sentiva niente. Arriva il quarto punto per il Torrefranca che pareggia la partita. Perché non c'era una fonte d'audio, esatto. Quindi non ha sentito nessuno l'audio fino adesso. A 4 punteggi a favore del Torrefranca. Ancora al servizio per la Daucona Torrefranca Anna Zandonati. Terzo punto per il Torrefranca, 6-4. Ancora al servizio con la numero 22 Anna Zandonati. Cinque a 6 punteggio al servizio per il Capigroup Giorgia Bonomi. Arriva il punto ancora per il Capigroup che riporta la partita in parità, 6-6. Ancora il servizio del numero 6 Giorgia Bonomi. Partita punto su punto e adesso arriva il punto del Torrefranca che apporta la partita su 7-6. Si prepara al servizio per il Torrefranca Marica Pippo sul numero 4. Il punto del capitano Martina Castanelli riporta la parità all'Arena Biancorossa, 7 pari. E ora al servizio si prepara il numero 7 Elisa Castanelli. Arriva l'ottavo punto per il Torrefranca. Ora al servizio il numero 12 Francesca Battisti. Il Torrefranca si porta su 9-7. Ancora al servizio il valore 12 Francesca Battisti. Il punto di Maddalena Crotti, 8-9. E al servizio per il Capigroup Volano Volley si prepara proprio l'autrice dell'ultimo punto, il numero 9 Maddalena Crotti.
Arriva il 10° punto per la Torre Franca che si porta sul 10-8. Da Martina Cantarelli 9-10 e va proprio il capitano capigruppo Volano Volley Martina Cantarelli numero 4. E adesso il Torre Franca si porta sull'11-9. Il servizio va la capitana del Daucona Torre Franca, Chiara Angelini. Il cambio vincente, Giorgio Bonomi, 10-11 punteggio. Per il capigruppo Volano Volley si prepara la numero 3, Aurora Padanelli. A dire il gruppo che almeno cita un po' uno dei principali sponsor. 12° punto per il Torre Franca 10-12. Torre Franca porta la partita sul 13-10. Lucia Ferrari al servizio. Punto per il Torre Franca. Ora la partita è sul 14-10. Coach Brembilla del capigruppo Volano Volley chiama il suo primo time out. Chi? E dopo la pausa set, naturalmente siamo pronti a rientrare in campo. Torre Franca conduce il primo set per 14-10. Dai noi raga. Un altro punto per il Torre Franca che adesso si porta sul 15-10. Ancora il servizio per la numero 11 Lucia Ferrari. Il punto dell'11-15 è firmato dalla numero 7 Elisa Cazzanelli. E adesso il servizio alla numero 8 Giulia De Monti. Giulia De Monti firma l'ace per il capigruppo Volano Volley 12-15 in punteggio. Ancora al servizio per il capigruppo Volano Volley Giulia De Monti, numero 8. Arriva il 13° punto
per il Daucon Torrefranca. Anche il Paolo è venuto a vederla la partita alla fine. E dopo questa pausa richiesta dal Torrefranca siamo tornati in campo sul punteggio di 13-15. Sedicesimo punto per il Torrefranca che porta la partita sul 16-13. Al servizio si prepara la numero 22 Anna Zambulani. Capitano Martina Castanelli porta la Capitano Volano Volley sul 14-16. Al servizio per Capitano Volano Volley si prepara la numero 6 Giorgia Bonomi. Attacco potente del Torrefranca che porta la partita sul 17-14. Per il Torrefranca esce la numero 4 Marica Piffer per la numero 14. Poche cose insieme. il punto numero 15 per il Volano Volley firmato da Maddalena Crotti. Elisa Castanelli per Capitano Volano Volley al servizio. Diciottesimo punto per il Torrefranca che adesso si porta sul 18-15. Al servizio per il Torrefranca si prepara la numero 12 Francesca Battisti. L'ace del Torrefranca porta la partita sul 19-15. Allora, prima del servizio però c'è il time out. Sì, c'è prima il time out richiesto da coach Brembilla per il capigruppo Volano Volley. Comunque è difficilissimo fare una roba così. Quando lo speaker mettere i punti. Anche quando commentavo certe partite. I punti metti. Eh sì. Perché non va in automatico che il computer ti rileva la squadra che li sta facendo. Magari poi invece che vai in battuta, se vuoi riposarti un attimo, invece che vai in battuta la numero di solito punteggio. Siccome là sotto c'è un Paolo Scrinzi, facciamo un servizio completo. Le squadre sono rientrate in campo con un punteggio di 19-15 per il Torrefranca. Al servizio va la numero 12 Francesca Battisti.
calcio a distanza si porta sul 16-19. Al servizio si prepara la numero 9 Maddalena Crotti. Applausi da entrambe le squadre per questa splendida azione che porta sul 17-19 il punteggio a favore del capigruppo Volano Volley. Maddalena Crotti ancora al servizio. Stare attenti. Ventesimo punto per il Torre Franca che si porta sul 20-17. Cambio per il Torre Franca, esce la numero 10 Giorgia Penner ed entra la numero 5 Matilde Melagrale. Al servizio va proprio la numero 5 Matilde Melagrale. Il punto è per il capigruppo Volano Volley, 18-20. Ventunesimo punto per Torre Franca. Doppio cambio, esce la numero 20 Alice Danielli per la numero 8 capitano Chiara Angelini. Il secondo cambio esce la numero 14 Noreen Duchi ed entra la numero 4 Marica Piffer. Il Torre Franca al servizio il capitano numero 8 Chiara Angelini. Torre Franca porta la partita sul 22-18. Ancora al servizio per il Torre Franca Chiara Angelini. Ragazzi, cambio. Il capigruppo Volano Volley che porta sul 19-22. Allora Paganelli al servizio per il capigruppo Volano Volley. Punto numero 23 per il Torre Franca. Al servizio per il Torre Franca Lucia Ferrari.
da entrambe le squadre per questa bellissima azione. Da Ocona a Torrefranca 24, Capigruppo Volano Volley 19, il servizio Lucia Ferrari. Arriva il punto numero 25 per il Torrefranca che si aggiudica il primo set di questa partita. Ricordiamo a tutti coloro che sono collegati sul canale YouTube Volano Volley Channel che per questa stagione le partite casalinghe della Serie C saranno trasmesse qui online per voi. Quindi vi invitiamo a tutti voi che siete collegati ad avvisare i vostri amici e le vostre famiglie per seguire, se volete, lo spettacolo della Capigruppo Volano Volley qui sul canale YouTube Volano Volley Channel. Volano Volley Channel che naturalmente trasmette in diretta streaming tutte le partite anche della prima squadra della Serie B1, quelle in casa e in trasferta naturalmente, e nel limite del possibile cercheremo di farlo anche per la Serie C, per regalarvi anche a voi che volete seguire una squadra di categoria inferiore, anche per voi la possibilità di vedere le vostre ragazze da casa anche in questo periodo che la pandemia non ci permette di vederle dal vivo. La batteria del Amiche ed amici collegati sul canale YouTube Volano Volley Channel, siamo pronti per l'inizio del secondo set di questa partita tra la Capigruppo Volano Volley e Dow Coro Torrefranca. Ricordiamo che il primo set si è concluso a favore del Torrefranca per 25-19.
E siamo pronti adesso per l'inizio di questo secondo set che ci potrà regalare ancora delle belle soddisfazioni. Il primo servizio del secondo set sarà affidato nelle mani del Dow Corner Torrefranca con la numero 8, il capitano Chiara Angelini. Firmato dalla numero 7 Elisa Castanelli, 1-0. Aurora Pasanelli al servizio per il capigruppo Volano Volley. Brava Giulia. Arriva Ace firmato da Aurora Pasanelli che porta sul 2-0 il capigruppo Volano Volley. Ancora la numero 3, Aurora Pasanelli al servizio per capigruppo Volano Volley. Punto per capigruppo Volano Volley, 3-0 punteggio. Al servizio la numero 3, ancora lei, Aurora Pasanelli per il capigruppo. Firmato il quarto punto per il capigruppo Volano Volley che si porta sul 4-0 e coach Rosario Ferracane che ha messo il primo time out discrezionale per il Dow Corner Torrefranca. Un po' per il capigruppo Volano Volley, le squadre rientrano in campo e al servizio si riprepara la numero 3 Aurora Pasanelli. Arriva il primo punto per il Torrefranca che si porta sul 4-1. Lucia Ferrari al servizio per il Dow Corner Torrefranca. Oschi, mica che bambini del Torrefranca stanno guardando la partita. Quinto punto per il capigruppo Volano Volley che si porta sul 5-1. Al servizio per il capigruppo Volano Volley va Giulia De Monti. Torrefranca fa il suo secondo punto del secondo set e si porta sul 2-5. Al servizio la numero 22 Anna Zandonati. Arriva il
Ancora il servizio per il Torre Franca, la numero 22, Anna Zazzonati. Quarto punto per il Torre Franca, 4-5 il punteggio. Ancora la numero 22, Anna Zazzonati al servizio per Torre Franca. Il servizio out e arriva il sesto punto per il Capi Group Volano Volley. Al servizio per il Capi Group Volano Volley si prepara il numero 6, Giorgio Bonomi. Arriva l'ace di Giorgio Bonomi che firma il settimo punto per il Capi Group Volano Volley, 7-4. Arriva l'ottavo punto per il Capi Group Volano Volley che si porta su 94. Ancora Giorgio Bonomi in servizio per il Capi Group Volano Volley. Certo punto per il Torre Franca, 8-6 punteggio adesso. Marica Piffera al servizio. Punto numero 7 per il Daubuon al Torre Franca. Ancora al servizio per il Torre Franca, la numero 4, Marica Piffera. Nono punto per il Capi Group, si porta sul 9-7. Elisa Castanelli al servizio per Capi Group. Il servizio per il Torre Franca si prepara la numero 10, Giorgia Pegna.
servizio per il Torre Franca, Giorgio Penna. Del sorpasso per il Campana Torre Franca che si porta sull'11-10. Coach Michele Brindilla chiama il suo time out. E dopo il time out ritornano le squadre in campo sul punteggio di 11-10 per il Torre Franca. Il servizio per il Campana da Fernando Giorgio Penner. Ancora Giorgio Penner al servizio per il down corner Torre Franca. Allora Falzanelli, 11° punto per la Capigruppo Volano Volley, 11-12 il punteggio. Al servizio per il Capigruppo Volano Volley la capitana Martina Castanelli. Arriva il punto numero 13 per il Torre Franca. Adesso il punteggio è di 13-11. Dopo la squadra Torre Franca al servizio con Chiara Angelini. Arriva il punto numero 14 per la Taupa Torre Franca, 14-11 punteggio, ancora al servizio per Torre Franca, numero 8 Chiara Angelini. Punto numero 15 per il Campana Torre Franca che adesso si porta sul 15-11. Giorgia Bologni firma il punto numero 12 per il Capigruppo Volano Volley, 12-15 punteggio. Aurora Favanelli al servizio per il Capigruppo Volano Volley. Bravo!
numero 13 per il Capigroup Volano Volley, 13 a 15 punteggio, e ancora il servizio per il Capigroup Aurora Patanelli. Sedicesimo punto per la formazione di coach Ferracane, 16 a 13. Giorgio Bonomi, punto numero 14 per il Capigroup Volano Volley. Ora il punteggio di 14 a 16. Al servizio per il Capigroup il numero 8 Giulia De Monti. Torrefranca 17, Capigroup Volano Volley 14. Anna Zandonati, numero 22 al servizio per Torrefranca. Ragazze! Punto numero 18 per Torrefranca. Time out discrezionale difesa da Coach Brembilla per il Capigroup Volano Volley. Punto numero 19 per il Torrefranca. 19 a 14. Ancora il servizio per Torrefranca, la numero 22 Anna Zandonati. Quindicesimo punto per il Capigroup Volano Volley. C'è il cambio per il Torrefranca, esce la numero 11 Lucia Ferrari per la numero 6 Francesca Dal Prato. Il punteggio è di 20 a 14 per il Torrefranca. Ancora il servizio Anna Zandonati. Quindicesimo punto. Quindicesimo punto per il Capigroup Volano Volley. Al servizio, prima però c'è il cambio, esce proprio la numero 6 Giorgio Bonomi ed entra sul posto con il numero 11 Anna Raffaelli, che per il Capigroup Volano Volley si prepara al servizio.
per la società di Michele Brindilla. Rientra Giorgia Bonomi, numero 6, ed esce la numero 11 Anna Raffaelli. C'è un doppio cambio anche per il Torrefranca. Esce la numero 4 Marica Pipper, entra la numero 14 Norai Duchi, e il secondo cambio esce la numero 8 il capitano Chiara Angelini ed entra la numero 20 Alice Danielli. Norai Duchi al servizio per Torrefranca. Il punto del capitano Martina Castanelli. Si riceve il primo punteggio al servizio per il capogruppo Volano Volley Elisa Castanelli. Punto numero 22 per il Taucona Torrefranca. Punteggio è di 22-16. Francesca Battisti al servizio per Torrefranca. Punto per il Torrefranca. (23-16). Ancora Francesca Battista al servizio per Taucona Torrefranca. Giorgia Bonomi firma il 17° punto per il Capi Group Volano Volley. E ora al servizio per il Capi Group Volano Volley si prepara la numero 9 Maddalena Crotti. Il punto del 24-17, il Torrefranca a disposizione del suo primo set ball di questo secondo set. Al servizio la numero 10 Giorgia Penner. Arriva il 25° punto per il Torrefranca che si aggiudica anche il secondo set, 2-0.
prendimi il cavetto. A casa? No, qui in macchina ce l'ha. A tutti voi che siete collegati col canale YouTube Volano Volley Channel, spero che vi state divertendo in questa partita che le ragazze del Capigroup Volano Volley da Ocona Torre Franca ci stanno regalando. Vi ricordiamo che tutte le partite casalinghe della Serie C saranno trasmesse qui in diretta streaming sul canale YouTube Volano Volley Channel, giusto per permettere alle famiglie e agli amici di seguire anche una categoria inferiore, proprio come facciamo con le partite della Serie B1, proprio per farvi permettere a voi che non potete seguirlo a causa della pandemia le partite direttamente al palazzetto. E quindi adesso incomincia il terzo set. Il punteggio, vi ricordiamo, del secondo set è finito per 17-25 a favore del Torre Franca, che adesso conduce la partita per 2-0. Questo va bene. Sta per cominciare il terzo set, il primo servizio affidato nelle mani del Capigroup Volano Volley. Il punto vincente di Giulia De Monti, vale il primo punto per il Capigroup Volano Volley, 1-0. Ancora il servizio per il Capigroup Volano Volley, la capitana Martina Castanelli. Primo punto del terzo set anche per il Torre Franca, 1 pari. Al servizio per il Torre Franca la numero 8, Chiara Angelini. E arriva l'ace di Chiara Angelini che vale 2-1 per il Torre Franca. Ancora la numero 8 al servizio per il Torre Franca. Arriva il secondo ace consecutivo per il Torre Franca che si porta su 3-1. Ancora Chiara Angelini al servizio per il Torre Franca. Punto numero 4 per il Torre Franca che adesso si porta su 4-1. E arriva il time out chiesto dal coach Brevilla per il Capigroup Volano Volley. E dopo questa pausa time out siamo tornati in campo con il risultato di 4-1 per il Torre Franca. Al servizio il Torre Franca si prepara la numero 8 Chiara Angelini. Terzo ace consecutivo per il Torre Franca e si porta su 5-1.
Franca che adesso conduce la partita per 6-1. Ancora Chiara Angelini al servizio per il Torre Franca. Ragazze, cambio, vai. Arriva il numero vincente del Torre Franca che adesso si porta sul 7-1. Ancora la capitana della Torre Franca, Chiara Angelini, al servizio. Arriva l'ottavo punto per il Torre Franca che adesso porta la partita sull'8-1 in questo terzo set. C'è il cambio per la Capigroup Volano Volley, esce la numero 6 Giorgia Bonomi ed entra al suo posto il numero 2 Sharon Cristoforetti. Un servizio ancora per il Torre Franca, la capitana Chiara Angelini. Arriva il secondo punto per il Capigroup Volano Volley che adesso porta la partita sul 2-8 e il cambio esce Sharon Bidocchi ed entra Giorgia Bonomi. Al servizio va dall'utente del numero quinto, la numero 3 Aurora Paganelli. Del Capigroup Volano Volley va del 3-8. Brava Giulia. Nuovamente al servizio per la Capigroup Volano Volley la numero 3 Aurora Paganelli. Arriva il punto numero 9 per il Torre Franca. Il punteggio adesso è di 9-3. Lucia Ferrari al servizio. Arriva il punto numero 10 per il Torre Franca che adesso conduce la partita per 10-3. Ancora Lucia Ferrari per il Torre Franca al servizio. Il punteggio. Arriva il time out discrezionale richiesto dal coach Premilla per Capigroup Volano Volley. Le squadre stanno entrando in campo sul punteggio di 11-3 a favore del Daucona Torre Franca che conduce la partita sulla Capigroup Volano Volley. Lucia Ferrari al servizio per il Torre Franca. Arriva il quarto punto
per la Capiclub Volano Volley. 4-11 punteggio. Al servizio per il Capiclub si prepara la numero 8 Giulia De Monti. 12° punto per il Torre Franca che adesso si porta su 12-4. Cambio per il Torre Franca. Esce la numero 22 Anna Zandonati ed entra con il numero 3 Silvia Penner. Va proprio lei, la numero 3, al servizio per il Torre Franca. Arriva il punto di Maddalena Crotti, che vale il 5° punto per il Capiclub Volano Volley. Giorgio Bonomi al servizio per il Capiclub Volano Volley. Il punteggio. Marica Pipper al servizio per il Torre Franca. Arriva l'ace di Marica Pipper che vale il punto numero 14 per il Torre Franca. Ancora Pipper al servizio. Arriva il 6° punto per il Capiclub Volano Volley. Quindicesimo punto per il Torre Franca che fa un cambio. Entra la numero 6 Francesca Dalprà ed esce la numero 12 Francesca Battisti. Francesca Dalprà al servizio per Torre Franca. Arriva il punto numero 16 per il Down Corner Torre Franca. Il punteggio adesso è di 16-6. Ancora Francesca Dalprà al servizio. Lei di Dalprà che vale il punto numero 17 per il Torre Franca. Squadra su 18-6. Prima c'è il cambio del Capiclub Volano Volley, esce la numero 4 capitana Martina Cazzenelli ed entra con il numero 16 Angelica Piffer. Servizio out, arriva il 7° punto per il Capiclub Volano Volley. Al servizio si prepara per il Capiclub Volano Volley la numero 9 Maddalena Crotti.
Capi Group Volano Volley, che adesso porta il set sull'8-18. Al servizio ancora per Capi Group Maddalena Crotti. Arriva il punto numero 19 per il Torre Franca. Ora il servizio per il Downtown Torre Franca va al numero 10 Giorgia Penner. Il punto di Aurora Pasanelli vale il 9 punto per il Capi Group Volano Volley. Al servizio per Capi Group Volano Volley si prepara la numero 16 Angelica Piffer. Al punto numero 10 per Giorgia Bologni. Il Capi Group Volano Volley si porta sul 10-19. Ancora per il Capi Group Volano Volley la numero 16 al servizio Angelica Piffer. Punto numero 20 per il Torre Franca. C'è il cambio per il Capi Group Volano Volley, rientra il capitano Martina Cazzanelli ed esce la numero 16 Angelica Piffer. Al servizio la capitana del Conad Torre Franca, Chiara Angelini. Il servizio out e il Capi Group Volano Volley va sull'11-20. L'ultimo punto per il Torre Franca. Al servizio la numero 11 Lucia Ferrari per il Downtown Torre Franca. Il Torre Franca si porta sul 22-11. Ancora per il Torre Franca si prepara il servizio Lucia Ferrari. Arriva Lenzo. Lucia Ferrari che vale il punto numero 23 per il Downtown Torre Franca. Ancora Ferrari al servizio. Arriva il 12° punto per il Capi Group Volano Volley che si porta sul 12-23. Giulia De Nutti al servizio per il Capi Group Volano Volley. E arriva il punto numero 24 per il Dow Conad Torre Franca che adesso ha a disposizione delle palle match per portarsi a casa la partita. Il servizio è affidato alle mani della numero 3 Silvia Penner. E arriva il 25° punto per il Torre Franca.
che si aggiudica la partita con la Capigruppo Volano Volley per 3-0. Ma è doveroso salutare con un grande applauso sia le ragazze di Down con Torre Franca che hanno vinto la partita, ma anche le ragazze del Capigruppo Volano Volley per la partita di oggi. Salutiamo anche l'arbitro dell'incontro di oggi, Italo Cetto, che ha arbitrato questa partita. E naturalmente grazie anche a tutti voi che siete stati collegati nella nostra diretta streaming del Volano Volley Channel. Un saluto ai tifosi del Torre Franca e anche